Il Tribunale amministrativo regionale ha confermato la sospensiva alle ordinanze comunali concessa alla grande distribuzione per le aperture domenicali, rinviando così la decisione finale a quando si sarà espressa la Corte Costituzionale. Un argomento, quello delle aperture domenicali dei grandi centri commerciali, che fa scendere sul piede di guerra le associazioni del commercio, della piccola distribuzione e i sindacati. Con la sentenza del TARS per noi non finisce una battaglia, nel senso che noi andremo avanti valutando di poter impugnare la sentenza del TARS con il Consiglio di Stato, dall'altra promuovendo un'iniziativa che veda un tavolo tutte le parti istituzionali per discutere di questo tema. L'ordinanza che accoglie l'istanza di sospensiva andrebbe di fatto incontro ai centri commerciali. Continueremo la nostra battaglia di mobilitazione, di lotta e eventuali altri scioperi per poter difendere i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che vedono in questo scenario per noi il danno maggiore. Non ci sono assolutamente pro, ma solo contro, dicono i sindacati di categoria dei commercianti. A rimetterci solo il lavoratore. I consumi con le aperture domenicali perenni non avrebbero certo un aumento. Siamo in una situazione di crisi per cui chi sostiene che le aperture provocano automaticamente nuovi consumi ma anche nuova occupazione non dice il vero. Ci troviamo di fronte a un orario spalmato su tutta la settimana con gli stessi lavoratrici e gli stessi lavoratori, con orari che cambiano da un giorno all'altro, per cui il disagio si moltiplica per 100 rispetto a questa questione.